Euroregione News. Despar, 50.000 volantini per la protezione civile. Despar, Intespar ed Eurospar hanno progettato, realizzato e stampato i volantini per la protezione civile del Friuli Venezia Giulia, presentati con il vicegovernatore della regione Riccardo Riccardi, il coordinatore Despar Fabrizio Cicero Sant'Elena e il direttore marketing Fabrizio Donà. Che noi vogliamo mettere, senza finta retorica, ma vogliamo mettere a disposizione tutte le nostre competenze, tutti i nostri punti di contatto nei confronti dei nostri clienti, e ci fermiamo qui però. Perché poi questa non è una campagna che mira solo a un'unica collaborazione tra Despar e la protezione civile. Ha detto bene Riccardi prima, ben vengano anche altre strutture, altre istituzioni, altre imprese private che possano sensibilizzare tutte le persone della regione Friuli Venezia Giulia a venire in contatto con questa tipologia di materiale informativo. Noi siamo partiti, noi abbiamo messo a disposizione le nostre competenze, il nostro ufficio grafico, i nostri punti di contatto, ma quello che io spererei da direttore marketing di Despar, in questo caso per valorizzare quello che abbiamo fatto con la protezione civile, che anche altre imprese private iniziano e continuino su questo percorso. Nasce semplicemente da una chiacchierata che ho fatto con Amedeo Aristei, il direttore della protezione civile della regione. Durante questa chiacchierata è emersa la necessità di poter raccontare a tutti gli abitanti della regione che esiste un numero unico di emergenza, l'112, attraverso il quale gli interventi in caso di necessità diventano puntuali e precisi, molto di più che se noi andassimo a cercare ogni singolo apparato di emergenza. Da questo abbiamo detto perché no, proviamoci, l'entusiasmo è stato subito altissimo e quindi è partita un po' tutta la macchina dell'organizzazione. Abbiamo coinvolto il marketing che assieme ai funzionari della protezione civile hanno costruito quello che noi oggi andiamo a distribuire nei nostri punti vendita. È un folderino, un piccolo volantino dove all'interno troveremo appunto il dettaglio di cos'è il numero unico, ma all'interno parleremo anche di volontariato, perché non dobbiamo dimenticare che la protezione civile nasce con il terremoto del 76 in Friuli e da lì oggi è diventato il fiore all'occhiello della protezione civile nazionale e non solo nazionale. C'è un ricambio generazionale in corso, è necessario inserire all'interno della protezione civile dei nuovi volontari. Ci sono in ogni comune della regione, è organizzato con i volontari e questi volontari hanno bisogno di giovani forze, di giovani volontari. Vogliamo aiutare anche in questo la protezione civile. Così ci mettiamo a disposizione, siamo convinti che sempre di più il pubblico ed il privato debbano lavorare assieme per il territorio. Noi con la nostra presenza capillare che abbiamo, oltre 150 negozi, migliaia di persone che entrano da noi ogni giorno a fare la spesa, e con la credibilità che abbiamo, negli anni abbiamo sostenuto sempre progetti molto importanti, siamo certi che i nostri consumatori, i nostri clienti ci ascolteranno e saranno contenti anche loro di essere coinvolti in questo progetto. È l'inizio di un progetto, di una collaborazione, sono convinto che in futuro ce ne saranno delle altre. Per noi questa è responsabilità sociale di impresa, per noi questo è rendere al territorio una parte di quello che il territorio ci sta dando. Il volantino è anonimo, non parla della nostra insegna, tanto che lo abbiamo donato alla protezione civile, potranno farne quello che vogliono, lo potranno utilizzare quando vogliono, non parla della nostra insegna, parla solo delle esigenze della protezione civile, numero unico, app con il numero unico e tutto quello che riguarda il volontariato nella protezione civile. Gli obiettivi centrali sono due: il primo, la divulgazione del nostro numero dell'emergenza, che è sicuramente uno degli elementi di grande importanza per riuscire ad assistere le persone. Il secondo è la capacità di sensibilizzare la società regionale affinché il nostro straordinario esercito di volontari abbia ulteriori e nuove forze, nuova linfa per poter proseguire in questa esperienza. Abbiamo trovato la disponibilità della Despar, che ha anche una grande rete capillare sul territorio, e insieme spingeremo questa iniziativa di sensibilizzazione nei confronti delle nostre popolazioni. Da Palmanova per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.